In Italia vivevano di espedienti da almeno una decina d'anni circa, si spostavano in auto e in treno e nello zaino, oltre all'occorrente per scassinare porte e finestre, avevano anche le pattine per non disturbare il sonno dei malcapitati. Il ritratto dei due malviventi acciuffati dai carabinieri martedì scorso in un appartamento a Resana, in provincia di Treviso, è quello di due professionisti di elevato spessore criminale, spiega il comandante provinciale dei carabinieri Carmelo Rustico. Quarantenni di nazionalità albanese irregolari con precedenti specifici. 12 i colpi accertati, di cui 10 in provincia di Belluno, 8 consumati, 2 tentati. Effettuavano delle effrazioni sugli infissi, entrando anche in presenza dei proprietari, anche se non hanno mai effettuato delle violenze, anzi nel momento in cui venivano scoperti si davano alla fuga velocemente. Nel covo a Resana i militari della compagnia di Feltre hanno recuperato gioielli e orologi di lusso, oltre ad accessori e capi di vestiario firmati per un valore di diverse centinaia di migliaia di euro. Siamo riusciti a individuarli grazie a un'attività di indagine molto serrata, che ha permesso prima di individuare la zona dove questi trovavano ospitalità nei loro periodi di riposo, operavano la notte, quindi riposavano di giorno, e poi da lì con osservazioni sul posto, pedinamenti e attività tecnica siamo riusciti a individuare con certezza il loro covo, e al termine di un altro raid eseguito a Castagnole di Paese siamo entrati all'interno dell'abitazione trovando la refurtiva. A tradire i due malviventi un paio di AirPod, auricolari dotati di geolocalizzazione, che si trovavano nella tasca interna di un giubbotto di marca rubato in uno dei raid fra Santa Giustina e Feltre. La fase conclusiva delle indagini la mattinata del 13 gennaio. Quando a Resana, dopo che avevamo individuato quello che era l'abitazione Covo, avendo appreso da altre attività tecniche nei nostri servizi del raid che si era di fatto commesso poche ore prima nella località di Castagnole di Paese, si decideva di effettuare questa attività di iniziativa e quindi di fare un'irruzione in quello che era questa sorta di covo dove loro sapevamo che erano alloggiati, e li abbiamo sorpresi ancora all'interno di questi alloggi con tutta la refurtiva degli ultimi furti. Nei confronti della coppia è stato eseguito un fermo di indiziato di polizia giudiziaria convalidato per competenza territoriale dal GIP di Treviso, mentre gli atti sono stati trasferiti alla procura di Belluno, dove è stato commesso il primo furto.